vengono saltati in padella insieme a un po' di aglio. Amici di Bella Sicilia, adesso vi mostro le cicorie saltate in padella. E se qualcuno vuole non mettete il peperoncino, ma si fanno saltare. Adesso vi mostro le frittelle di grano. Ludovica e Annalisa. amici di Bella Sicilia, il viaggio a note di gusto a Longi continua. Davvero torniamo indietro nel tempo, entriamo nelle dimore di una volta. E qua, guardate cosa gusteremo. Signori, buonasera a tutti. Salve. Cosa potremmo gustare qui? Fave bollite, uova sode e uova di quaglia. Ed il calore in tutti i sensi, e per il contesto scenografico naturale, e per questi angoli allestiti. Nel tagliarle perché sennò con il calore scoppiano. Le spinge di Bieta. Potete gustare anche un arancino, salsicce e porcini. E passeggiare in questo borgo è un vero sogno. Si torna indietro nei decenni che solo pochi ricorderanno, perché guardate cosa ci aspetta adesso. Continua il viaggio di Bella Sicilia Onda TV, a Longi note di gusto. Mentre c'è qualcosa che bolle in pentola, buonasera. Buonasera, salve. A proposito di sapori, qui cosa gusteranno tutti Ma coloro questa che... sera gusteranno dei fagioli con delle cotenne di maiale. Buonissimi, friabili. Eccellente. Benvenuti amici di Bella Sicilia. Buonasera, che grande benvenuto con questi sapori, ossia... Trippa. Guardate dietro questa porta, che tanta storia da raccontare. Cosa si nasconde? La trippa, preparata come una volta, dalle mani sapienti di coloro che hanno poi goduto dei saperi dei nostri avi. Non vediamo l'ora che si apra la porta, perché la suspense aumenta secondo dopo secondo. Ed ecco il prelibato piatto. Ecco qua. È fatta con carote, sedano, patate e olive. Viene cotta, prima viene pulita da noi per bene, poi viene bollita prima da sole e poi cotta per almeno 5 ore. Signore e signori di Bella Sicilia, buonasera e benvenuti a Note di Gusto. Questa è la mia piccola bancarella con gli strumenti musicali che costruisco. Qualche strumento medievale è un marranzani alla siciliana. Vino e spiedino. Vi aspettiamo. E vi invito a Note di Gusto a Longi con quest'altra eccellenza. Il tuo nome? Michela. Il tuo nome? Leo. Quale invito facciamo? Di divertirci tutti stasera e anche la prossima serata. Quale invito fai? Di non esagerare col vino. Caro saluto. Il video continuano. Grazie! E qui a Longi potrete gustare Davvero ipnotizzati da questo movimento e davvero allettati dal suo gusto. Ed ecco un altro motivo per venire a Longi per Note di Gusto. adesso un po' di sale e le patate sono pronte. Vi aspettiamo a Longi per Note di Gusto. Ed un appuntamento imperdibile Longi Note di Gusto con quest'altra specialità. E non resta che fare un unico grande invito accorato. Vi aspettiamo a Longi il 31. Salute!
Note di gusto vi aspetta. Salute a Bella Sicilia. Caro salute, grazie. Amici di Bella Sicilia, tra sorrisi, calore, entusiasmo, sapori e storia continua il viaggio. Buonasera. Buonasera. Cosa proponete in questo stand? Involtini con speck e nocciola e salsiccia di suino nero dei Nebrodi. E qui la testimoniamo dalle nostre immagini. Perché l'Ongi Note di Gusto è anche questo. Invitiamo tutti a godere di questi sapori? Certo, sì. Quale invito facciamo? Spero che veniate a gustare i nostri prodotti perché si sciolgono in bocca veramente dalla bontà, quindi vi aspettiamo. Amici di Bella Sicilia, altri sapori, altre sorprese, altre emozioni. Adesso polenta con salsiccia di suino nero dei Nebrodi della signora Maria che incontriamo dopo un anno. E sarà una vera gioia rivederla. Signori, buonasera. Buonasera a tutti. Signora Maria, ci rivediamo dopo un anno. Onda TV Bella Sicilia. Come Tutto bene, ma cosa sta preparando? la solita polenta. Vogliamo dire come viene preparata, gli ingredienti? Broccolette e salsiccia di suino nero, formaggio e farina di mais. Questa sera siamo a Longi, qui potete vedere le castagne che sono castagne arrostite. Ma non manca nulla questa sera a Longi, Non può vero? mancare, non può mancare, vengono arrostite. Vediamo, lo assaggiano? Lo assaggiano in diretta? Ma che c'è qua? Facciamola vedere. E allora gli diamo un morso per testimoniare anche il sapore? Non vi sono parole. Siamo con porchetta di suino nero dei Nebrodi, con verdure nostre e peperoncino piccante per chi vuole esagerare. Per chi ama il brivido. Per chi vuole esagerare c'è un po' di peperoncino. E tanta bontà e tanta gentilezza, al solito. Buonasera, polpettine in agrodolce. Preparate come? Con del macinato di carne, maiale e vitello, pangrattato, un po' di parmigiano, del sale e l'agrodolce invece cipolla, pinoli, uvetta e pasta. Noi facciamo il pane fritto, anzi pastigiotti. I pastigiotti praticamente è il pane fritto. Una volta quando si faceva il pane si prendeva una pastella e si faceva e si friggeva. E noi abbiamo fatto tante varianti, oltre sarebbe questo il pane fritto, quello originale. E qua noi lo facciamo anche ripieno con mortadella, crema di peperoncino, pistacchio, Nutella, un po' di tutto, dal dolce al salato. Invitiamo tutti gli amici di Onda TV a Longi? Sì, certo, vi aspettiamo. A visitare il nostro borgo soprattutto e assaggiare tante cose buone. Amici di Bella Sicilia, ed entriamo nelle dimore di una volta. La stupa vede che io. Signori, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ci vediamo dopo un anno. Dopo un anno ci vediamo, sì, e continuiamo a giocare a scopa noi. A scopa luncitana giocamo. Attirati dai profumi, I di profumi cosa? sono le fave bollite e noi ci deleitiamo con La scopa luncitana, quindi. Scopa luncitana. In cosa sì. consiste questo Consiste con praticamente una scopa quasi identica a quella della 70. La presa è sempre obbligatoria, bisogna prendere sempre, se no non vale. E poi se la carta è uguale a quella che uno tira, fa la scopa. È una scopa ed è un punto praticamente, e i punti, invece di contare gli ori a carte che sono 5 o 6 carte, praticamente con 5 si impatta alla scopa tradizionale e con 6 si ha l'oro, qui si conta a unità. Il re è un coccio, un punto, il cavallo pure, la donna pure, però il 2 cocci, chi ne ha 16 cocci fa gli ori e chi ne ha 15 perde. Quindi gli ori si contano in un altro modo, così in poche parole, in sintesi diciamo. Sono Gianluca Galati e adesso vi farò ascoltare una tarantella.